Si chiama Chairs Job ed è l'ultima novità in fatto di aiuto per i clienti disabili della spiaggia di Jesolo, una sorta di sedia a rotelle che consente alla persona che la utilizza di entrare anche in acqua, fare il bagno e tornare a riva in tutta sicurezza, operando anche la termoregolazione del corpo che ad esempio nelle persone colpite da lesione midollare non avviene naturalmente. Oggi ne sono entrate in funzione altre 10 e ora sono 33 in tutto di diverse tipologie, grazie a 24.000 euro interamente raccolti dagli alberghi e dalle strutture turistiche aderenti al progetto, versando €1 per ogni fattura rilasciata ai clienti. Tutto rientra nel progetto Jesolo Spiaggia Etica. Spiaggia Etica è una grande iniziativa, è un grande segnale di civiltà e la possibilità di pensare che queste spiagge, le spiagge del Veneto e Jesolo in particolar modo, siano accessibili a tutti e per tutti, e lo si fa concretamente con queste iniziative. Punto di partenza, non un punto d'arrivo. Stiamo portando avanti adesso un nuovo piano regolatore, il PAT, e l'obiettivo è quello là di incidere in maniera importante verso le strutture e soprattutto verso chi fa accoglienza e che ha attenzione verso i diversamente abili. Pubblico e privato insomma uniscono gli sforzi. Le speciali sedie saranno a disposizione dei bagnini. Inoltre sono stati acquistati 9 defibrillatori collocati nelle torrette di salvataggio di Jesolo Turismo. 150 pediatri italiani infine hanno nominato Jesolo spiaggia a misura di bambino. Pensare a una città che sia una città per tutti, laddove qualsiasi persona, anche se è un disabile, un diversamente abile, si senta perfettamente integrato con le persone che non hanno disabilità, è l'obiettivo che ciascuna amministrazione dovrebbe portare avanti. Noi siamo i numeri uno per il tema etico dell'accessibilità, poi con le nuove schede sanitarie ricordiamo che noi possiamo garantire a livello internazionale la spiaggia sicura, cosa che in giro per il mondo non si riesce a garantire. Ricordiamo che Jesolo in particolar modo non ha solo la bandiera blu, ma anche quella verde, ovvero dei pediatri che identificano questa spiaggia come una delle spiagge per i bambini.